l'evoluzione di tutto il territorio di una città storica che ha un patrimonio monumentale del centro che è assolutamente unico, rappresentato in primis dalla Rocca, che è un bene di proprietà anche della Regione Veneto, assieme a tutti gli altri beni che sono attorno alla Rocca, quindi Villa Duodo e tutto il resto, e quindi anche la Regione è protagonista con la città di Monselice per un percorso che valorizza la storia di Monselice, ma è un percorso culturale, storico, sportivo anche, perché questa manifestazione ed ha assolutamente un numero di volontari partecipanti che credo sia un record a livello nazionale, con circa 3.000 volontari fra diretti e indiretti che partecipano alla Giostra della Rocca. La manifestazione coniuga cultura, turismo, sport, territorio, tutto quello che può essere commercio e tutto insieme. Gli eventi che quest'anno saranno significativi: ci sarà l'annullo postale, oltre al fatto della cena medievale, oltre il corteo, i tamburi, il galà del miglior cavaliere d'Italia, c'è tanta carne al fuoco, c'è tantissime cose da fare. Dunque l'invito è? L'invito è arrivare dal 12 al 21 di settembre a Monselice per festeggiare con noi la 40ª edizione. Il programma di base, l'ossatura della giostra è riconfermata perché da lì non si scappa ovviamente. Ci sono alcune peculiarità quest'anno, nel senso che abbiamo inserito delle novità all'interno delle singole gare e delle singole manifestazioni. Non vado a svelarle ora e vi invito per questo a venire a vedere. Ci sarà un paio di cose che so che anche la Presidente ha già detto, ossia l'annullo postale e l'evento che si svolgerà il 6 di dicembre a Monselice del miglior cavaliere d'Italia. Queste sono due novità in assoluto che non avevamo nelle precedenti edizioni, e viene riconfermata anche quest'anno come apertura della giostra la cena medievale.